Continua la serie positiva della Pro Favara che batte in casa il Don Carlo Misilmeri, rafforza la seconda posizione in classifica e si proietta con ottimismo verso Caltanissetta, dove domenica prossima l'aspetta il confronto diretto con la capolista Nissa. La vittoria è arrivata ad inizio di secondo tempo con un gol del difensore Alessandro Noto, ma per la Pro Favara non è stato facile avere la meglio sul Misilmeri, che ha tenuto testa ai gialloblu per tutto il primo tempo, bloccando sul nascere tutte le azioni dei locali, poche per la verità, e lottando caparbiamente nel secondo tempo per cercare di riequilibrare il risultato. Ad un primo tempo sicuramente non bello, la Pro Favara ha reagito con una ripresa più vivace, creando diverse azioni in fase offensiva. La rete del vantaggio, come dicevamo, è arrivata al 54esimo con Noto, che ha sfruttato alla perfezione un cross dalla sinistra di Ficarrotta ed ha battuto Zummo con un tiro alla sua sinistra. Pro Favara che prova a raddoppiare con Retucci, Lucarelli e con Ficarrotta, che al 61esimo prende la traversa, ripetendosi al 67esimo con un forte tiro deviato in angolo sempre dall'ottimo Zummo. Misilmeri che ha avuto anche un gol annullato per una carica sul portiere Scuffia. Ma ecco i commenti di fine gara. L'ennesima vittoria del gruppo, un'ennesima grande prestazione, un'ennesima grande vittoria di un campionato strepitoso, quello che stiamo facendo. E noi abbiamo un obiettivo in testa e lavoriamo ogni settimana per raggiungerlo. Ma loro sono dei tifosi fantastici, ci stanno vicini sia durante la settimana che in trasferta, che soprattutto quando giochiamo in casa. E in partite come queste, nella volata finale, sicuramente loro faranno la differenza, sia in casa che fuori. Era stata una partita complicata, come già sapevamo, perché il Misilmeri è una squadra che, avendo cambiato allenatore, ha cambiato anche tipologia, ha trovato secondo me il giusto assetto, ha preso qualche giocatore importante e sapevamo alla vigilia che era una partita difficile. E così è stata, perché la prima parte della gara è stata una partita combattuta, il vento, come ha detto prima Fabio Bossa, ha condizionato un po' la prima parte della gara, poi credo che nella seconda parte ci sia stata poca partita, perché credo che oltre al gol abbiamo avuto diverse situazioni per poter raddoppiare, qualche gol annullato. Devo dire che i ragazzi veramente hanno fatto veramente bene, perché chiudere il primo tempo 0-0 sono entrati un po' nello spogliatoio un po' sottotono, invece loro devono capire che siamo una squadra forte, siamo una squadra che con la serenità giusta riusciamo a sviluppare il nostro gioco e fare quello che sappiamo fare, e così il secondo tempo i ragazzi devo dire che hanno messo tutto in campo per portare a casa questa vittoria. Ancora una volta Noto l'uomo gol, è una bella soddisfazione. Sì, fare gol è sempre una bella soddisfazione, però l'importante è aver preso i 3 punti, sono stati 3 punti sofferti, molto importanti per il proseguo di questo campionato. No, una partita che è giocata bene anche dal Pro Favara, dove sì, 2 forze che si sono annullate e nell'unica occasione di un calcio piazzato abbiamo subito questo gol. Non so se poi nel gol che avevamo pareggiato la partita saranno le immagini a dire se era un fallo sul portiere. A me non mi è sembrato un fallo sul portiere. Chi l'ha fatto il gol? Chi l'ha fatto? Costantino, sì, Umberto Costantino. Ed è già la seconda volta che mi capita, perché anche domenica abbiamo fatto un gol valido e ancora una volta non convalidato. Però non ci attacchiamo a questa cosa, bisogna reagire, abbiamo venduto cara la pelle, ci credevo anche che abbiamo avuto anche soprattutto il primo tempo, anche delle buone occasioni. Ci aspettavamo anche a favore di vento di un ritorno del Pro Favara, però forse abbiamo dato spazio su un paio di tiri da lontano. Poi la mia squadra aveva fatto un'ottima gara anche nel secondo tempo. Però il calcio è questo. Il primo tempo è stato più che altro, si sono studiate le squadre, anche perché se qualcuno pensava che il Misilmeri era una squadra da battere facilmente, penso che si è fatto delle idee sbagliate, anche perché già si è visto domenica scorsa con lo Sciacca per un episodio, ha perso la partita, ma sta andando bene, poi c'è dei giocatori importanti, un allenatore importante, quindi il primo tempo è stato un po' più che studiato, diciamo, da tutte e 2 le squadre, quindi nessuno rischiava. Poi il secondo tempo è uscito un po' con valore in più della nostra squadra e penso che il risultato sia giusto. Ma credo che domenica
si può riaprire o chiudere il campionato. La partita dice questo, siamo due squadre che stiamo avendo un ritmo penso importante, anche vero che noi abbiamo lasciato punti soprattutto in casa, però è anche vero che fuori casa abbiamo 9 vittorie su 9, quindi da parte nostra sicuramente proveremo la partita per cercare di andare a vincere, per poter riaprire e avere uno spiraglio per lottare per il finale di campionato. Archiviata la gara con il Don Carlo Misilmeri, il pensiero va subito a Caltanissetta. La gara con la capolista Nissa sarà decisiva per il prosieguo del campionato. La Nissa è prima in classifica, ha 6 punti di vantaggio avendo vinto 17 partite su 18 con un solo pareggio. Di contro la Pro Favara ha dalla sua il record di avere vinto tutte e 9 le partite giocate in trasferta. Ha un organico rafforzato e sicuramente più forte rispetto alla partita di andata e, cosa molto importante, può contare su una tifoseria che la segue anche in trasferta, dimostrando veramente di essere il 12° uomo in campo. Sulla trasferta di domenica prossima a Caltanissetta sentiamo mister Catalano e il capitano Fabio Bossa. Sì, sappiamo benissimo l'importanza della partita, ma come hai detto tu, tutte le partite sono importanti, tutte le partite valgono 3 punti. Certo, andiamo a giocarci uno scontro diretto con la massima serenità e la massima consapevolezza dei nostri mezzi, senza paura di nessuno.